in mezzo ai giovani. Questo accordo che andate a siglare oggi anche all'estero e soprattutto nei paesi vicino, nei paesi che fanno parte. Abbiamo avuto rappresentanze da tutti i paesi nostri vicini, dall'Austria, dalla Slovenia, abbiamo imprenditori dalla Serbia, abbiamo una delegazione di giovani imprenditrici turche, sono oltre una decina, per cui il bilancio è estremamente positivo per la partecipazione, ma anche per i contenuti. Siamo riusciti a sottoscrivere questo documento che per noi è molto importante perché contiene solamente 4 punti ma che sono decisivi per poter fare un po' la differenza nei prossimi anni, quindi risultato positivo. Di sfide ce n'è davvero tante, ma quella che oggi abbiamo visto essere la principale è sicuramente il tema della formazione intesa come un avvicinamento tra i giovani e il mondo del lavoro. Formarli adeguatamente sia per essere produttivi nel mondo del lavoro in una maniera anche soddisfacente per loro, sia dall'altra parte poter contribuire attivamente, magari un giorno anche diventando imprenditori, assumendo quegli skill che oggi magari non sono previsti dal percorso di studi e si fa un po' fatica a farli acquisire attraverso i percorsi tradizionali. Oggi la piccola e media impresa sostanzialmente deve fare soprattutto un passaggio di consapevolezza e responsabilità. Consapevolezza quindi del proprio ruolo nel mondo e responsabilità perché oggi il mercato sta chiedendo, l'abbiamo visto con le indagini relative al Trust Barometer Index, proprio alle aziende, al business, quindi al privato, di guidare il cambiamento. Chiunque oggi può essere abilitato ad attivare un cambiamento di portata planetaria. Io dico oggi è il grande momento per la piccola e media impresa italiana, visto che il nostro paese è fortemente caratterizzato da questa dimensione imprenditoriale, di mettere veramente la marcia, innescare un processo di crescita esponenziale senza più aspettare le istituzioni, la società, la politica, essere noi la guida di questo cambiamento. Il futuro è qui e ci sono delle grandissime possibilità all'orizzonte. Devo dire che vedere dei giovani imprenditori che si mettono in gioco, che raccolgono la sfida di portare innovazione all'interno delle proprie imprese fa sicuramente ben sperare nei confronti di un'economia che riparte. C'è tantissima voglia di fare, c'è anche tantissima consapevolezza di quali sono gli strumenti a disposizione, uno tra questi è la tecnologia sicuramente, però c'è altrettanta consapevolezza che la centralità dell'uomo, e non a caso è stato messo anche come punto il manifesto che è stato stilato questa mattina, la centralità dell'uomo è fondamentale per un'azienda sana, competitiva e che si dà una visione a lungo termine. Decine di migliaia di giovani, soprattutto quelli che sono più preparati, che sono, diciamo, la potenziale classe dirigente del nostro paese, se ne va all'estero e spesso non ritorna più, creando ricchezza e benessere altrove. E se vuoi essere un campione nell'economia della conoscenza devi essere in grado di attirare i talenti dal resto del mondo e riuscire a trattenere i talenti che hai in casa.